Assegnata la fascia di Miss Scala dei Turchi per la prima volta a Real Monte, valida per la prefinale del concorso nazionale di Miss Italia, ed è andata a Crizia Iannitto, di 22 anni, originaria di Niscemi. La serata è stata allietata dalla cantautrice Maria Carmisciano, dal rapper Carme, dal DJ Vannino e Ciccio Musumeci. La giovane pianista Melilli, ospite d'eccezione, è stata Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, oltre ad altre presenze femminili come Martina Rao di Ciao Darwin di Mediaset. Il sindaco di Real Monte, Lillo Zicari, ha ringraziato gli organizzatori. L'evento, ha detto il sindaco, rilancia ancora il brand della Scala dei Turchi, associandolo alla manifestazione di Miss Italia, che a detta degli organizzatori dovrebbe dal prossimo anno ritornare ai grandi schermi della RAI. Sì, è un valore aggiunto al valore che già è quello della Scala dei Turchi, conosciuta in tutto il mondo. Stasera, con questa cornice meravigliosa, con la Scala dei Turchi illuminata, abbiamo avuto il piacere di vedere sfilare tutte queste ragazze, 38 ragazze bellissime tutte, una più bella dell'altra. Alla fine hanno dovuto individuare 3 selezionate e una vincitrice. Io faccio i complimenti a questa ragazza che ha vinto questa sera, spero che possa vincere anche il titolo di Miss Italia a livello nazionale. È molto bella, meritavano anche le altre e gli faccio i migliori auguri. Noi siamo stati felici di potervi ospitare qua a Real Monte, speriamo che nei prossimi anni, questa è solo la prima edizione, e speriamo che ci possano essere altre edizioni in futuro. Sicuramente una grande festa, è la festa che merita la nostra terra, la nostra Sicilia, è la festa che merita Real Monte, città della Scala dei Turchi. Siamo veramente onorati di aver ospitato il brand Miss Italia, ma soprattutto siamo veramente onorati di essere rappresentati da una ragazza meravigliosa che abbiamo visto sfilare e che vedremo sfilare a breve ad Imola. È la mia provincia e sono contento che così tanta bellezza abbia sfilato proprio su questo palco. Sono ancora incredulo aver presentato con Ambra, aver avuto Miss Italia su questo palco, accompagnare queste ragazze ad inseguire il loro sogno e volare alle prefinali nazionali. Ancora faccio fatica a realizzare, ma sono delle emozioni uniche e indimenticabili. Grande successo per questo titolo speciale Miss Scala dei Turchi, a condurre anche tu, Ambra Lombardo. Che emozione hai provato da siciliana, perché tu sei di Rosolini? Beh, la Sicilia è nel mio cuore i siciliani e le siciliane, soprattutto le bellezze siciliane, perché io ho iniziato proprio da Miss Italia, io ho iniziato a 18 anni partecipando al concorso, poi insomma la mia vita ha preso una piega diversa perché ho iniziato a lavorare nella TV, nella moda, nello spettacolo, per un breve periodo ho scelto di fermarmi per fare l'università e poi insomma è arrivata l'opportunità del Grande Fratello che ho colto in attesa, insomma che ho raccolto. Questa sera siamo veramente soddisfatti per la vincitrice, siamo veramente soddisfatti per l'evento della serata, è il primo evento che viene realizzato qui a Scala dei Turchi, la scalinata è stata illuminata per l'occasione per Miss Italia, siamo veramente soddisfatti e dobbiamo ringraziare in primis di certo il sindaco, l'assessore Paolo Salemi, dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati alla realizzazione della serata, Mario Dovidio, il patron che si spende giorno per giorno per questo grande concorso nazionale popolare. Ringrazio naturalmente tutti quelli pervenuti. Non me l'aspettavo assolutamente, sono felicissima perché questa vittoria la dedico a mio nonno che mi sta a fianco anche se purtroppo non c'è più da un po'. E niente, non so che dire, sono emozionatissima, tremo ancora perché non ho ancora realizzato, però sono felicissima veramente.